Grazie. Grazie, siete l'energia che mi serve per ricaricare le batterie dopo una giornata splendida come quella di oggi, e vi do un compito in più. Tenete presente che voi domenica 29 aprile non eleggete solo il sindaco di Sacile, non eleggete solo il governatore del Friuli Venezia Giulia, ma se stravinciamo date un segnale a tutta l'Italia e ci date una mano a mettere in piedi un governo che rilanci il paese. È un voto che può valere figlio, perché la sera del 29 aprile tutte le trasmissioni televisive, gli opinionisti, gli analisti, i sociologi, gli intellettuali guarderanno come votano i friulani. In base a come votate voi rischia di cambiare in meglio la storia di questo paese. Dico rischia di cambiare in meglio perché in questi giorni sui giornali leggerete la stessa solfa, e ai telegiornali e alle trasmissioni, chi va con chi. Ogni giorno mi chiamano i giornalisti intorno alle 7. Hai sentito Di Maio? No. Hai sentito Berlusconi? No. Ho sentito mia mamma e i miei figli. Però non ho parlato della formazione del governo. Potrei farlo con mia figlia, che però stava guardando i super pigiamini. Però magari qualche super pigiamino al governo con dei super poteri potrebbe essere utile. La situazione è molto chiara. Il 4 marzo gli italiani hanno votato, e hanno votato molto chiaramente. La coalizione che ha vinto, la squadra che ha vinto è quella di centrodestra. Non abbiamo i numeri sufficienti per governare da soli. Posso andare a parlare con altri due soggetti che hanno preso i voti degli italiani. Uno lo escludo, perché di andare al governo con Renzi, la Serracchiani, la Bosnia rimane da parlare con i 5 Stelle, però ogni giorno dicono noi siamo più bravi, noi siamo più belli, io faccio il premier, io comando, io faccio, io dispo, con voi però non parlo perché qualcuno mi sta antipatico. Ragazzi, o si esercita l'arte dell'umiltà, del buonsenso, della ragionevolezza, e io lo chiederò ancora da domani, lo chiederò ancora dopodomani e giovedì a Di Maio, ci sediamo al tavolo, prendiamo la legge Fornero. Siamo d'accordo sul cancellare l'infame legge Fornero che sta rovinando la vita